Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Urban Empire. Oggi proveremo questo nuovo gioco. Come vi ho detto ieri all'interno del video di Battlefield 1 ho già provato un po' il tutorial e oggi vedremo di affrontare una nuova avventura. Quindi partiamo da zero. Allora, per quanto riguarda le modalità, vi sono due modalità disponibili. La campagna classica, diciamo, è possibile scegliere tra le 4 casate disponibili. Ognuna ha le varie particolarità, adesso le affronteremo una alla volta. E per quanto riguarda gli scenari ce ne sono diversi, sono modalità diverse, comunque permettono di immergersi direttamente in un certo periodo, diciamo storico, perché il primo riguarda la Grande Guerra. Come potete vedere siamo il sindaco di una città Suerelian, eccola qui. Prima è durante la prima guerra mondiale. Il nostro compito è quello di guidare la città attraverso questo periodo turbolento, forgiando quindi l'industria della nostra città attraverso la produzione di armi e munizioni per appunto questo sforzo di guerra, e trattando il conflitto tra coloro che lo supportano e quelli che sono ovviamente contro la guerra. Comunque ce ne sono anche altri che vediamo se ve li posso far vedere. Vediamo un po'. Abbiamo Downsizing, eccolo qui, e riguarda dopo la prima guerra mondiale. Vediamo l'altro, ce n'è un altro ancora, Sueria 51, eccolo qua. Probabilmente riguarderà la guerra fredda e la corsa, diciamo, nello spazio. E comunque periodi storici differenti. Io vorrei iniziare con una nuova campagna. Queste sono le 4 famiglie disponibili, ve le riassumo molto brevemente per non perdere tempo. La prima è una casata molto tradizionalista e piena di conservatori, che si basa principalmente sui vecchi principi. La seconda è una casata di innovatori che diciamo pongono le loro intenzioni, le loro idee nella tecnologia e nelle nuove, diciamo, tendenze. E per quanto riguarda la terza, è una famiglia che proviene da una potente famiglia di lavoratori, diciamo, della working class. Diciamo è una delle classi più rispettate a livello, è molto familiare, ecco, col proletariato. Comunque nonostante questo, diciamo, ciò aumenta, diciamo, il prezzo delle costruzioni. Per quanto riguarda l'ultima famiglia, è una famiglia di emigrati, se non sbaglio, russi, sì, che non ricordo precisamente cosa faceva, però principalmente vediamo un po', amanti del teatro, dell'arte e della cultura. Diciamo, sono 4 casate disponibili. Io avevo intenzione di scegliere la terza e di procedere. Allora, vediamo di andare avanti. Questo è il nostro, diciamo, fondatore, Connor Kilgannon. È la prima era, diciamo, della rivoluzione industriale. Poi penso ci saranno i suoi successori nelle varie epoche. Comunque, il concetto di questa campagna è il seguente. In pratica il padre Kilgannon, ha mandato il figlio alla richiesta dell'impero d'Austria, che gli ha richiesto di, diciamo, supervisionare la costruzione di una nuova città. E se non sbaglio deve collegare la città, appunto, che ci verrà assegnata con il Mar Adriatico, se non sbaglio. È ottimista, onesto, e la sua nomina viene direttamente dall'impero. Comunque la location, diciamo, è differente, ce ne sono varie, come potete vedere. Prendiamo per esempio la prima, la terza. Perfetto. Sì, ogni tanto sbaglio io a cliccare. Comunque il gioco l'ho provato, adesso lo vedrete anche voi, è molto interessante. Diciamo è un po', ecco, comunque vedrete, vi stavo dicendo un po', il gioco è un po' più realistico del solito. Allora, questa è la nostra introduzione e benvenuto a Urban Empire. Questo era ovviamente l'inizio del nostro tutorial. Va bene, io un po' l'ho iniziato, quindi lo inizieremo, ragazzi, insieme. E questo è solo il primo video. Fatemi sapere se ne volete altri e se la serie vi piace. Comunque io ho messo la grafica al massimo. Allora, tanto per farvi capire anche a voi, perché è tecnicamente nuovo il gioco, lo stile è tecnicamente nuovo.
Vi spiego un po'. Tecnicamente in alto a sinistra la classica domanda richiesta delle industrie, zone commerciali e residenziali come SimCity. Vi sono diverse tipologie di edifici. I distretti, eccoli qua, possono essere disegnati, diciamo, tecnicamente col mouse e ecco, questa intanto è la nostra zona principale e penso abbastanza grande. Vi faccio anche avere un'idea di quanto sono grosse le mappe, anche perché su SimCity vi ricordate c'era il problema di quanto fosse piccola la zona giocabile. Comunque qua sembra normale, poi non lo so, vedremo più avanti. Comunque vediamo di collocare il nostro distretto. Vi sono, vedete, ogni volta che andiamo ad effettuare un'azione, particolari problemi sulla destra e tutto quello che ne comporta. Allora, ecco, già così può andare bene. È abbastanza. Penso che possa andare bene. Vediamo. No, un pochettino più a destra. Forse è troppo grosso. Aspettate. Ecco, costa 300.000 soldini. È abbastanza. Vediamo se lo possiamo fare un po' più piccolo. Ecco, così va bene. No. Allora. No. Voglio confermarlo. Non mi ricordo il tasto per confermare qual era. Ah, eccolo qua, perfetto. Dovevo aggiungere un altro, diciamo, angolo. Ecco. Allora, questo sulla destra il costo 292.000 e più 34.000 al mese. Questo è il nostro, i nostri fondi personali, che sono molto importanti. Dopo vedrete perché. E questo ovviamente è l'incasso della nostra città. Allora, vediamo di confermare il nostro piano e potete vedere che tecnicamente le zone verdi sono dedicate alle zone residenziali, quelle blu alle zone commerciali o aree miste, e quelle in giallo sono le aree industriali. Ci espanderemo, ragazzi, verso questa zona, vediamo un po', si è tutta frastagliata, però partiamo con il City Hall, che sarebbe il municipio. Vi faccio vedere un po' come funziona. Il municipio viene, lo posizioniamo per esempio in questa zona, vediamo un po'. Ok, un attimo. Ecco. E costa 25.000. I costi saranno di 5.500 al mese. Ed è molto importante perché provvederà a tutti i bisogni generali e soprattutto sarà il nostro quartier generale, diciamo. Quindi andiamo a confermarlo. Però ci appaiono altre zone, diciamo, indicatori. Principalmente ogni volta che andremo a costruire qualcosa, come per esempio una ferrovia, una stazione ferroviaria, una scuola, qualsiasi cosa di questo tipo nei distretti dovrà essere proposta, e la proposta dovrà essere valutata in un consiglio, principalmente il consiglio cittadino, che dovrà decidere se approvare, diciamo, quest'opera oppure no. Al momento possiamo utilizzare i nostri fondi personali, che sono 317.000, ecco qua, e realizzarlo, perché appunto non abbiamo bisogno, diciamo, dei soldi della nostra comunità. Per quanto riguarda adesso, possiamo andare all'interno del pannello dei progressi. Ecco, queste sono le invenzioni che possono essere sbloccate nella prima era, ce ne sono varie. L'unica cosa, non mi piace il suono che c'è in questa zona di ricerca. Comunque ci sono varie ere, ve le faccio vedere. L'era numero 2, era numero 3, 4 e 5. Ovviamente si arriva direttamente a diciamo roba molto più avanzata, addirittura la tecnologia cloud, diciamo internet, l'era odierna. Passiamo un po' più indietro, siamo, vi ricordo, nel 1820 più o meno. Io ricercherei per prima cosa la termodinamica, ci permette di sviluppare il motore a vapore che migliorerà le industrie, negozi di vestiti, ecco la Railway Station, che è appunto riguardante i treni, la stazione di polizia. 58 mesi iniziamo la ricerca, i nostri scienziati inizieranno a spremersi per capire come funziona il motore, il ciclo a 8 e tutto il resto. Termodinamica. E adesso possiamo cambiare la velocità. Ecco, 1820. Questo è l'indicatore della velocità, questo è l'indicatore di pausa.
ecco qua, gli anni passano veloci. Una cosa diversa dagli altri giochi è che il gioco costruisce da solo tutto, principalmente, ovvero su SimCity dobbiamo posizionare zone residenziali, zone commerciali, zone industriali. Qui il gioco le mette da sé, dove ovviamente era predisposto prima del municipio, appunto. E vedete un po' tutto. Potete osservare la casa principale con tutto quello che ne comporta, il supporto del partito, i residenti che si dividono in elite, middle classes, working class, lower class e tutto il resto. La felicità, ecco, adesso vedremo meglio. Sì. Questo è il nostro, diciamo, distretto principale, dove vediamo tutto quello che succede, gli incassi, i running cost, modifica il distretto. E modificando il distretto possiamo aggiungere adesso la scuola elementare, diciamo, la grammar school. Mi è rimasto impresso grammar school perché tutte le volte che studiamo in letteratura inglese i maggiori, diciamo, scrittori andavano in queste grammar school, quindi la andiamo a mettere, magari esce un nuovo Shakespeare dalla nostra piccola cittadina. E ogni scelta che faremo è supportata dai 3 partiti: il National Swearian Party, il National Swearian Party, no, aspettate, il Physiocratic Party, il National Swearian Party e il Free Democratic Party. Vedete il loro orientamento: destra, sinistra, liberale, conservativo, e quindi vi potrete un po' orientare. Allora, la scuola garantirà, diciamo, miglioria a livello educativo, quindi confermiamo, perché costa 125.000, attenzione, e non avremo bisogno del supporto della nostra giunta, diciamo, perché abbiamo i nostri fondi, quindi molto bene. E questi sono i bisogni, la felicità della nostra città. Aspettate, ma non ho capito perché è in rosso, che è successo? Questa è la media della felicità, ma un attimo, abbiamo iniziato adesso. La salute, l'ambiente, la polizia, diciamo la sicurezza, e vediamo un po', la crescita personale media, il divertimento e ovviamente la quantità di incassi che ci sono. Allora, vediamo un po'. Questa è la nostra scuola, l'abbiamo edificata, adesso stanno anche avanzando. Ecco, la felicità si è sistemata leggermente, era meno 10, adesso meno 1. Comunque, arrivata a questo punto, visto grazie alla scuola sicuramente siamo riusciti ad aumentare un po' la felicità, arrivata a questo punto posso farvi vedere a livello politico come funziona. Allora, stiamo perdendo soldi tutti i giorni. Il Physiocratic Party suggerisce che le tasse della middle class dovrebbero essere incrementate. Potrebbe il consiglio aumentare quindi le tasse riguardanti la middle class. Un po', no, va bene, aumentiamole. E allora, vediamo un po'. Vediamo quello che succede. Sì, questa è la barra, va bene. E allora, vediamo. Questo aumento di tasse della middle class comporterà quindi un 2% in più. Ovviamente, vediamo un po', ci saranno dei voti che cambieranno sulla tassazione. Ecco, vediamo, questo è ovviamente il supporto del partito fisiocratico. Allora, e adesso vediamo un po', stanno votando, aspettate, voglio far vedere, ecco, l'assemblea generale. Allora, vi spiego un po' tutto, ecco, in pausa. Questa è la nostra assemblea. 47-14, 14 sono i voti a favore al momento durante questa specie di prima fase di discussione, prima fase di votazione. 40 sono quelli in dubbio, diciamo, e 7 sono quelli contrari. Appeal Parties è principalmente un'icona che ci permette di, scegliendo i vari partiti con questa freccetta, ecco qua c'è tutto quello che riguarda i partiti, i membri del consiglio di questo partito, 7, 28, vediamo che il partito fisiocratico è molto corposo. Chi appartiene a questo partito working class, potete vedere che loro hanno voluto portare avanti questa richiesta avendo 29% di middle classes, mentre magari, ecco, il Free Democratic Party, avendo il 46%, è tutto diciamo gettato sulla sinistra perché non vuole l'aumento delle tasse. E ognuno ha il proprio orientamento, chi è più conservativo, chi è più di sinistra, chi è più di destra, come potete vedere tutto qua sull'indicatore, ecco. Allora, arrivato a questo punto, che cosa possiamo fare?
possiamo provare a convincere le varie, i vari partiti. Per esempio, scegliendo il Free Democratic Party possiamo supplicarli, diciamo fare una richiesta, minacciarli, questo è bloccato e vedremo quello che succede. Comunque, per esempio, possiamo provare, ecco qua, a fare una richiesta. Vediamo. Se loro ti rispettano del tutto, loro devono votare sì. Oppure se loro si oppongono al senso comune. Comunque, proviamo per esempio questa. Ecco, siamo riusciti a fare la scelta giusta e abbiamo fatto cambiare idea a qualcuno. Abbiamo messo del nostro, gli altri sono tutti, diciamo, più favorevoli. E adesso possiamo per esempio continuare. Va bene, possiamo uscire. E adesso loro continueranno a parlare, si svolgerà tutto quello che si deve svolgere finché non passerà, ecco, potete vedere che avanza la votazione. Ecco, e adesso loro decideranno. Hanno deciso, adesso noi andremo a vedere, prima della decisione definitiva possiamo nuovamente appellarci per far cambiare idea a qualcuno tramite le nostre scelte qui in basso, ma penso proprio che ci sarà un voto positivo e quindi tutti votano per approvare questo aumento di tasse. La votazione è passata del 2% sulla middle class, quindi ci sarà un guadagno, diciamo, in più per quanto riguarda questa middle class, da parte nostra ovviamente. Bene, più o meno ragazzi il concetto è questo. Il City Council ci permette di vedere ovviamente, sì, questo ovviamente era un'altra cosa che volevo vedere. Aspettate, allora ci sono ovviamente due indicatori principali, Goodwill e Political Compass. Goodwill è entrambi l'indicatore della relazione con il partito e il mio capitale politico con loro. Ecco, il Political Compass che in pratica fa capire come loro votano su diversi problemi. Sono due indicatori riguardanti l'aspetto politico. Ecco, possiamo da questa zona aumentare per esempio al solito nuove tassazioni. Ecco qua, possiamo proporre noi di nostra spontanea volontà di aumentare per esempio tasse sui cittadini o sulle imprese, penso sulle industrie. Ecco, possiamo portarle, ecco, possiamo vedere come cambiano i grafici. Ecco, vediamo un po'. Io per esempio vorrei portare, ecco, al 12% la tassazione. Questa sui cittadini meglio non toccarla per evitare quindi problemi di felicità. Proponi la tassazione. Abbiamo il partito, non mi ricordo come si chiama, tutto sulla destra. Adesso proponiamo la nostra votazione e al solito si ritorna qua e si vede come va. 42 indecisi, 9 e 10. Quindi noi adesso dobbiamo cercare di portare magari i nostri Free Democratic Party dall'altra parte. Ci sono anche gli scontri tra i vari partiti, per esempio, vedete, sono questi neutrali con il partito che per adesso è, non mi ricordo il nome, questo dovrebbe essere il partito nazionale. Quest'altro, il è diciamo contrario al partito fisiocratico che conta il maggior numero di elementi, quindi bene, dobbiamo solo fare qualcosa, trattare per esempio con questo, la maggior parte dei cittadini supporta questa veduta, quindi si sono un po' convinti. Questi sono, penso, orientati a votare e quindi io starei, basta, diciamo, tornerei alla zona principale. E allora ragazzi, questa è ovviamente l'icona principale di tutto quello che succede nelle varie classi, studenti, classe diciamo proletaria, lavoratori, di middle class, elite, diciamo i nobili. Comunque, il gioco è molto più... stanno votando, vediamo come va la votazione. Noi sempre possiamo vedere quello che succede. Ecco, noi possiamo ancora, per esempio, dopo un paio di mesi, dare fastidio oppure accontentare. Ecco, proviamo ancora. Ecco che si gettano ancora dalla parte degli indecisi. Vediamo se possiamo vincere questa campagna, diciamo, elettorale e uscire. E allora, tornando qua, scorrono i mesi, gli anni e si voterà per questa tassazione. Penso proprio che vinceremo la nostra, a meno che questi indecisi non si buttino dall'altra parte. E mi sa che la votazione è passata, le industrie
e penso anche le zone commerciali pagheranno un po' di più e aumenteranno i nostri guadagni in modo tale da aiutare anche di più la città. E questo comunque, noi siamo in teoria il sindaco di questa città. Ok, benissimo. Ragazzi, fermiamoci un attimo. Quindi facciamo qualche considerazione. Il gioco, diciamo, è molto più realistico del solito. Prima di fare qualsiasi cosa bisogna effettuare questa proposta, la votazione, le varie, come dire, cercare di incidere anche noi sul voto. Thus, from this slight and very short experiment, we may understand and judge of the mighty and wonderful laws of the heavens and the nature of winds. E ovviamente abbiamo scoperto la termodinamica. Comunque le nostre scelte ogni mese là nel nostro consiglio potrebbero essere rilevanti nel momento in cui poi si devono costruire elementi di rilevante importanza. Comunque per adesso siamo ancora nel tutorial. Possiamo adesso scegliere qualche altra cosa: autorità di sicurezza, telegrafo, infrastrutture del gas, processi industriali vari. Quindi potremmo provare questo, che garantisce, quindi guardate un po', le cliniche importantissime per la salute, autorità di sicurezza, licenze dell'alcol, tabacco. Si possono adesso emanare un sacco di leggi che vedremo più avanti, quindi iniziamo la ricerca di questo e andiamo più avanti. Sì, ovviamente in città si possono, scusate, non in città, nel consiglio, dov'è? Eccolo qua, si possono anche votare leggi, editti di tutte le categorie, economia, cittadini, morale, benessere, amministrazione, ambiente, davvero tanti. Possiamo vedere anche quelli disponibili e per adesso penso che non ce ne siano, dobbiamo scoprirli col passare del tempo. Allora, vi faccio vedere ancora qualche altra cosa. Per esempio, vi faccio solo vedere questo. Possiamo, ecco, questo intanto è il nostro budget che abbiamo ogni mese, quindi attenzione, è alto per via della tassazione. Possiamo collocare una stazione di treni che aumenterà il divertimento, lo porterà a 0 più 1 di crescita personale media, e la possiamo mettere qua. Però sarà dura farla approvare dal consiglio perché non abbiamo più, diciamo, i fondi personali, non possiamo ecco, sono tutti contro, vedete, solo qualcuno del Partito Fisiocratico a metà e gli altri tutti indecisi, però è una situazione un po' difficile. Quindi la nostra proposta è la seguente: dobbiamo costruire una stazione di ferroviaria, ci sarà un effetto positivo per quanto riguarda il divertimento, però uno negativo per quanto riguarda la crescita delle vendite. Quindi attenzione che è, diciamo, quasi rifiutata in anticipo. Andando nel nostro consiglio, adesso noi dobbiamo vedere cosa fare. Per esempio, vediamo di portare il nostro partito fisiocratico, magari proviamo a portarlo. Vediamo un po'. Positivi effetti dietro la tua posizione, se ti aiuterà nel voto. Sì, proviamo a portarlo dalla nostra parte. Non mi ricordo, vuol dire praise. Vabbè, comunque andiamo quest'altro. Vediamo questo partito nazionale che prima ha votato a favore. È tuo dovere alla città tutto di votare sì. Nessuno potrebbe opporsi con questo editto e per il bene comune. Vediamo se possiamo, ragazzi, essere questo altro partito. Proviamo a fare la stessa cosa. Il futuro della città dipende dalla tua scelta. Attenzione, potete vedere che già la situazione sembra essersi spostata. E allora facciamo passare un altro po' di tempo e rientriamo in consiglio. Allora facciamo passare un mese, arriviamo a settembre, stoppiamo, vediamo se possiamo entrare di nuovo, appellarci nuovamente. Purtroppo un mese non basta, quindi dobbiamo uscire di nuovo. Vediamo se possono, diciamo, passare 2-3 mesi. Stop, vediamo se possiamo parlare di nuovo. Sì. Allora, voi continuate per favore. I cittadini vogliono questo. Continuiamo a fare lo stesso, mi raccomando. E vediamo questi altri. Forza. Ci darà un domani migliore.
cerchiamo ragazzi di... sono ancora 20 in negativo, potete vedere tutti. No, questi sono penso i rappresentanti dei vari partiti. Continuiamo, andiamo avanti. Devo capire però ogni quanto preciso si può dare un'occhiata. Diamo un mese, 2 mesi, un boom economico intanto. Vediamo ogni 2 mesi. Sì, ogni 2 mesi. Continuiamo. Allora, la maggior parte dei cittadini lo vuole. Ok, si sono spostati tutti sulla sinistra. Vediamo voi. Mi raccomando. Vai. Vediamo i nostri Free Democratic Party. Ok. Ragazzi, è molto difficile approvare la ferrovia, però ci proveremo noi con tutte le forze. Vediamo a marzo quello che succederà, ad aprile anzi. Stop, c'è ancora un po' di tempo per dare un altro aiuto. Allora, sì, esprimi il tuo desiderio e spiega l'importanza di questo in un giornale. Ecco, questo sembra interessante. Questo, vediamo, è tuo dovere. Anzi, facciamo una cosa. Vabbè, ormai ho deciso. Ecco, dopo che si sceglie non si può tornare indietro. E vediamo di fare devono riparti. Purtroppo non si sono mossi dalla loro decisione. E vediamo adesso come andrà. Siamo arrivati al dunque. Vediamo se possiamo portare qualcun altro dalla nostra parte. Soprattutto questi. No, mi sa che siamo fermi, ragazzi. Siamo 17, 23 e 21. Vediamo se riusciamo a... non possiamo più appellarci. E vediamo la votazione. Attenzione, 2, 3, è molto combattuta. Attenzione, 15, 17, 21, 23, 27. È passata, attenzione, per un voto. Mamma mia. Meno male, siamo riusciti a farla passare. E quindi verrà fatta la ferrovia. Vedete quanto è dura. Su SimCity vi ricordate? Tac, costruito. Tasse, tac, alzate. Che era poi, non so, porto costruito, stazione ferroviaria costruita subito. Mentre qua bisogna lottare un po' per avere costruito qualcosa. Ecco, la ferrovia è stata fatta. Bene ragazzi, quindi all'indomani della costruzione della nostra ferrovia siamo arrivati e appunto il gioco è articolato in questo modo. Questo è un primo video per farvi capire principalmente le basi del gioco e di cosa stiamo parlando. Quindi è un gioco secondo me molto interessante. Adesso fatemi sapere se volete un altro episodio di questo gioco e ve lo porterò sicuramente. Quindi la ferrovia per esempio, eccola qua, eccola qui. Può essere migliorata, come potete vedere, e sicuramente ci saranno degli effetti. Adesso stiamo per terminare anche la ricerca di questo, come dire, delle autorità di sicurezza. Per esempio andiamo un altro po' più avanti, così vediamo se possiamo terminarla. Questo è il primo treno da Vienna, diciamo una specie di nota che ci è appena arrivata. La connessione del treno è pronta e l'imperatore stesso arriva con il primo treno. Alla cerimonia, alla costruzione rende non ho capito bene, comunque sottolineando la miseria di quelli che vengono bloccati durante la costruzione, anche se il numero era ben sotto i livelli aspettati. Vediamo un po'. Per l'obbligo dei nobili. Ecco, le nostre scelte in queste piccole missioncine alla tipo tropico garantiranno il supporto dei vari partiti, oppure si arrabbieranno con noi. Bene, allora vediamo un po'. Stiamo preparando quindi per il tutto per queste attività della sicurezza. Si devono focussare su cosa? Sull'ambiente diciamo clinico e medico. Quindi avremo un miglioramento per quanto riguarda la costruzione di queste infrastrutture e edifici. Allora, quindi ragazzi, il gioco funziona principalmente in questa maniera. Ogni cosa che dobbiamo portare avanti deve essere votata in consiglio. Comunque è molto più divertente secondo me da questo punto di vista, è realistico perché diciamo dà un tocco di realisticità in più. Comunque, vediamo un po'. È possibile addirittura anche creare nuovi distretti per aumentare sicuramente la quantità
di merci prodotte, residenti e tutto il resto. Per esempio possiamo partire da questo punto. Ecco, il fatto è che questa zona è una zona di montagna e rompe un po' le scatole. Vediamo invece se possiamo espanderci da quest'altra parte. Vediamo un po'. Proviamo così. Troppo piccolo. Ecco, i distretti devono avere anche una certa dimensione. Col tasto destro possiamo aggiungere angoli. Ecco, ecco. Vediamo un po'. Niente, purtroppo qua c'è questo punto che è orrendo. Aggiungiamone uno qua. Ecco. Troppo piccolo. Va bene, ora lo aumentiamo un attimo. Come troppo piccolo? Quanto lo dobbiamo fare grande? Vediamo. Ecco. Però un piano del genere costa $246.000, diciamo, e sono abbastanza. Comunque, per adesso lasciamo perdere, continuiamo così. Abbiamo, per adesso, stiamo andando in rosso con, appunto, i nostri costi totali. Secondo me la ferrovia sta... Sì, sicuramente ha migliorato un po' la felicità, però costa parecchio mantenerla. Allora ragazzi, questo diciamo è il primo video, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco e se volete altri video. Come potete vedere la nostra industria è in recessione, come potete vedere dal nostro giornale. Vediamo quello che accadrà. Fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto e un commento, e se volete diciamo un'altra avventura su questo gioco e vedremo un po' di iniziare magari una nuova partita senza tutorial, oppure di proseguire la stessa. Potete vedere che c'è una grande domanda industriale proprio perché dobbiamo cercare di portare avanti l'economia. Ciao a tutti!